Un'apertura nella siepe, l'accesso semplice allo stabile abbandonato, un tempo sede della scuola sommergibilisti a 2 passi dalla fermata bacini dell'Arsenale e appena prima degli uffici di monitoraggio del Mose. Un piccolo gradino e si entra nella caserma fatiscente dove la 17enne è precipitata per 6 metri a causa del cedimento di un solaio del primo piano. Si trovava insieme ad un altro minorenne che ha dato l'allarme subito dopo la caduta della ragazza. I due erano entrati intorno alle 5 del pomeriggio per perlustrare le rovine della caserma. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe caduta sul vano delle scale, riportando diverse fratture di seria entità. Attualmente la giovane resta ricoverata in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale All'Angelo. I rilievi della polizia all'indomani della caduta, tra calcinacci, cumuli di rifiuti, bottiglie e lattine di alcol vuote, ma soprattutto resti di siringhe, garze impregnate di sangue. I residenti vicini alla zona denunciano la frequentazione da parte di ragazzini, soprattutto tossicodipendenti. L'incidente che ha coinvolto la giovane ragazza ha riacceso l'attenzione su questo buco nero della città.